Amici sportivi, ben ritrovati con il consueto appuntamento settimanale con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito la rassegna è dedicata interamente al calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino al campionato di seconda categoria. Appuntamento che va in onda qui su Sesta Rete a partire dalle ore 19:15, poi siamo in replica intorno alle 23:15 e poi un'ulteriore replica domani mattina intorno alle ore 11. Andiamo subito a presentare il nostro ospite della giornata, ma prima di conoscere il nostro primo ospite della puntata, un saluto naturalmente a una delle prime penaltine della serata, ovvero Manuela Cunzolo. Ciao Manuela, come stai? Tutto a posto. Tutto a posto? Settimana tranquilla? Sì. Ci prepariamo al Natale? Sì. I regali? Anche no, per tutta la redazione, no, però, infatti no, mamma mia. Benissimo, andiamo subito a presentare il nostro ospite, ovvero il calciatore Luca Bracciolano. Ciao Luca. Calciatore è una parola grossa, comunque buonasera. Beh, la parola giusta perché fai il calciatore, nel senso che comunque il tuo curriculum è notevole, no? Dalla primavera del Chievo, poi nel corso degli anni alcune esperienze sia nel campionato di eccellenza, di promozione, in società anche di una certa caratura, devo dire, no? Sì. Ci siamo trovati a tornare qui in Sicilia e fortunatamente ho giocato per queste squadre. Quest'anno stai giocando con l'Aci San Filippo, un campionato di al momento promozione. sì. Adesso parleremo anche di questo campionato che è un po' strano dell'Aci San Filippo, tra alti e bassi. Sì. Vado subito a presentare anche il nostro primo responsabile di redazione, con lui parleremo del campionato di interregionale, di eccellenza, di promozione, ovvero Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Allora, vogliamo subito ricordare l'email per chi volesse mettersi subito in contatto con noi? Sì, è redazionepenalty@libero.it. Benissimo, oggi cosa sei andato a vedere? Atletico Catania, Città di Messina. Più che altro non sono andato a vedere perché non si è giocata la partita. Non si è giocata la partita completamente. Luca, ma cos'è questo fatto? Incredibile, in queste categorie non si gioca perché la società che deve ospitare l'incontro si dimentica di dare comunicazione alle forze dell'ordine e quindi giustamente per regolamento non è possibile giocare l'incontro. Può succedere tutto questo anche nel campionato dilettantistico? Ma penso siano intoppi che possono accadere, poi lì si va nel burocratico, quindi io... Tu fai calciatore. Sì, non saprei rispondere. È vero. Allora, con te parleremo anche del campionato di interregionale. Quest'anno è un campionato abbastanza interessante. La squadra dell'Adrano nelle zone alte della classifica, anche se oggi ha perso il derby dell'Etna con un secco 3-0. Ma parola alla nostra Manuela perché ci dà subito lettura dei risultati e chiaramente della classifica del campionato di interregionale Serie D Girone I. A Messina Nuova Cosenza 2-1. Ad Acireale Adrano 3-0. A Reggio Calabria Interreggio Sant'Antonio Abate 1-1. A Noto Nissa 3-3. A Palazzolo Acreide, Palazzolo Battipagliese 3-1. Alla Mezzia Terme, San Biase Nuvla San Felice 0-2. A Vallo della Lucania, Serre Cittanova 1-0. A Marsala Licata 2-2. A Melito di Portosalvo, Valle Grecanica Acri 1-1. Brutta sconfitta dell'Adrano in quel di Acireale che ha visto la squadra granata vincente per 3-0. L'Acri con il pareggio si conferma in vetta. A te la classifica. Allora, prima classificata appunto l'Acri con 24 punti, segue Marsala con 22 punti, Adrano, Interreggio, Palazzolo 21, Battipagliese, Nuova Cosenza, Sant'Antonio Abate 18, Serre 17 punti, Noto 16, Cittanova Interpiana e Licata 15, Acireale 14, Messina Valle Grecanica 13, Nuvla San Felice 12, San Biase Nissa 11. Ricordiamo che il Messina ha 7 punti di penalizzazione e l'Acireale Battipagliese una partita in meno. Alessio, questa sconfitta dell'Adrano di oggi
non dico che era inaspettata, però indubbiamente il risultato sembra tutto dalla parte della Ciriale, quindi a dimostrazione che in campo probabilmente c'è stato soltanto la squadra scese. Sicuramente sì, infatti il 3-0 è una vittoria schiacciante per la Cireale e ovviamente molto penalizzante per l'Adrano che perde punti in classifica e scende al terzo posto. In testa, come detto tu prima, troviamo l'Agri con 24 punti che ha pareggiato oggi contro Valle Grecanica. Ed è continua nei risultati, no? Sì. Cioè, perde poco, non vince tantissimo, però non perde. Però alla fine tenere dei risultati positivi nel corso del campionato è sempre una cosa positiva. Certo. Può essere la chiave di questo campionato. Abbiamo una news Sì. da Marsala Sì. dove ci dicono che l'attaccante Di Miceli, Sì? il beniamino della tifoseria marsalese, sembra non aver trovato un accordo economico con la società Quindi lascia la squadra. e dovrebbe accaparrarsi all'Alcamo. Benissimo. Questa è la dimostrazione, dico bene Luca, che tra non molto tutte le squadre cambiano gioco, cambiano allenatori, cambiano giocatori, diventa un altro campionato e questo però in fondo è un po' la legge del campionato dei dilettanti, no? Dove non c'è questa stabilità e quindi probabilmente tutti cercano poi di trovare una tranquillità con un nuovo ingaggio. Diciamo che a inizio stagione magari le squadre fanno dei progetti, no? Chi punta a vincere il campionato, chi a salvarsi. E poi nel corso della stagione, appunto in questo caso a dicembre, si corre ai ripari. Chi si deve salvare Certo, spende qualcosina si in deve più. spendere di più e come al solito la merce rara sono gli attaccanti, no? Tu sei un attaccante e questo qui è una cosa molto buona per te. Sì, può essere anche una cosa buona. Quanti gol hai fatto fino adesso? 17 fra campionato e coppa. Mica sono pochi, voglio dire, un campionato di promozione, tra l'altro interessante, per cui già 17 gol a quasi metà campionato non è male. Secondo me Un buon curriculum per prendere probabilmente un nuovo ingaggio? Guarda, io intanto penso a farli per la San Filippo, poi si vedrà. Poi si vedrà. Benissimo, a proposito del campionato di eccellenza voglio sottolineare che tra non molto vedremo anche alcune immagini di questo fatto successo tra Atletico Catania e Città di Messina, però prima guardiamo e sentiamo i risultati del campionato appunto di eccellenza, però il girone A, quello dall'altra parte della Sicilia. Manuela. Ad Alcamo Fogore 3-1. A Monreale Atletico Campofranco 1-2. A Terrasini Riviera Marmi 2-1. A Mazzara del Vallo Mazzara Camarat 1-1. A Palermo Parmoval Palermitana 4-0. A Ribera Valderice 5-0. A San Giovanni Gemini Castellammare 2-1. A San Cataldese Agragas 0-1. Bene, un girone come al solito sempre molto complicato. Alessio, ancora una volta il duo Ribera e Agragas sono in testa, però anche come al solito soffrendo. Sì, Ribera e Agragas comandano la classifica con 26 punti, però io aggiungerei anche il Camarat e l'Alcamo che sono in seconda e terza posizione che possono competere per la vittoria finale di questo campionato. Vedremo Sì, le infatti, prossime vedremo. settimane cosa succederà. Proseguiamo e adesso parliamo subito del campionato di eccellenza che ci riguarda più da vicino, il girone B, risultati e classifiche di questa giornata, come al solito parola a Manuela. A Gravina, Atletico Catania, Messina, non disputata. A Comiso Aquila Caltagirone, 4-0. A Piraino, Due Torri Orlandina, 2-3. A Caltanissetta, Enna Real Avola, 0-2. A Lentini, Leonzio Vittoria, 1-0. A Ragusa Mister Bianco, 3-0. A Taormina Acicatena 2-0. A Trecastagni Modica 1-0. Quindi ancora il team guidato da Rigoli al primo posto con 34 punti in questo girone. A te la classifica, Manuela. Sì. Prima classificata Ragusa con 34 punti, segue Messina con 31, Real Avola 26, Vittoria 23,
Due Torri Acicatena 19, Comiso Taormina 16, Orlandina 15, Mister Bianco Aquila Caltagirone 14, Trecastagni 11, Atletico Catania 9, Modica Leonzio 6, Enna 2. Ricordiamo che il Leonzio ha 2 punti di penalizzazione, Enna 6 punti di penalizzazione, Aquila Caltagirone e Città di Messina una partita in meno e l'Atletico Catania 2 partite in meno. Insomma, la classifica sembrerebbe abbastanza chiara, Luca, nel senso che probabilmente il Ragusa ed il Messina saranno le squadre che dovranno giocarsi il primo posto. E poi per il resto grande confusione, risultati abbastanza inaspettati, pareggi che probabilmente accontentano tutti. E quindi a questo punto cosa bisogna pensare? Che i giochi sono fatti, almeno per questo girone di eccellenza? Ma sembra che le prime 2 siano decise ad andare via in fuga. Per il resto è una battaglia sotto perché sono abbastanza attaccati. E lì bisogna vedere anche nelle partite di recupero cosa farà l'Atletico. Perfetto, 2 partite da recuperare infatti. Mentre invece la Leonza sembra essersi riorganizzata. Lucio Tosto ha rimesso probabilmente in moto questa società, probabilmente anche con una nuova dirigenza, e non è escluso che possa, non dico ambire a posizioni importanti, però tirarsi fuori da questa bagarre delle zone basse. Sicuramente sì, il mister io so è una persona molto preparata. Assolutamente, lo salutiamo. E poi per quello che ho sentito io in giro c'è un grande entusiasmo, quindi hanno tutti i mezzi per fare bene. Assolutamente. La Cicatena invece come la vedi? È in una posizione intermedia, no? Di attesa, zona playoff. Io la Cicatena l'ho vista giocare, mi è piaciuta. Poi lì ogni partita fa storia a sé, quindi gli elementi ci sono. Bisogna vedere adesso cosa succederà. Sì. Benissimo, adesso io vi voglio fare vedere, e lo commentiamo con il nostro Alessio, alcune immagini della partita non disputata tra Atletico Catania e Città di Messina. Eravate tutti lì in attesa dell'inizio della partita che poi non si è fatta. Praticamente siamo arrivati alla Matteotti di Gravina, sì? Abbiamo trovato i cancelli chiusi. La società dell'Atletico Catania ha giustificato il fatto che ha inviato regolarmente la comunicazione di disputare la partita a Gravina, visto l'indisponibilità del campo di Montepo. L'ha comunicato solo alla Lega, non trascurando il fatto di comunicare alle forze dell'ordine che la partita si giocava a Gravina. Vista l'importanza della partita e il seguito dei tifosi messinesi con il Città di Messina, le forze dell'ordine non hanno fatto disputare la partita per motivi di ordine pubblico. Qui si parla di una probabile sconfitta a tavolino a questo punto. Non è probabile, ma è sicura che l'Atletico perderà a tavolino 3-0. Con il rischio anche di prendere un punto di penalizzazione che insomma creerebbe ulteriori problemi in classifica. Luca, ma a questo punto l'Atletico Catania, dove tu tra l'altro hai militato qualche anno fa con buoni successi, sembrerebbe in una situazione abbastanza insomma intermedia, non si riesce a capire se la società vuole puntare in alto, vuole conservare la categoria oppure vuole proprio assolutamente cercare di salvarsi, però con tutti i problemi che conosciamo. Guarda Ettore, io l'ambiente dell'Atletico Catania l'ho conosciuto anche, oltre che in passato, anche inizio anno, perché noi abbiamo fatto un amichevole. Sì. E ha sempre detto con umiltà di volersi salvare per quest'anno e poi puntare in alto magari sì, la stagione successiva. Quindi non so adesso che problemi ci siano o no, io so che da quello che sento, perché tanti amici miei ci giocano, so che è una società che si vuole rimettere in gioco. Quindi adesso vediamo se con questa... Vedremo allora le prossime settimane. Intanto questi potenziali 2 recuperi, uno probabilmente non verrà recuperata perché verrà persa a tavolino quella di oggi, ma con l'Aquila Caltagirone probabilmente il recupero verrà fatto e lì i 3 punti diventano pesanti anche proprio in vista della classifica. A questo punto penso proprio di sì. Quindi su ogni partita si deve impegnare per raggiungere il massimo risultato. A questo punto c'è da pensare che l'Enna sembrerebbe spacciato. Questo -2 no, spacciato non do mai a nessuno perché nel calcio non si sa mai. Non si sa mai, poi dopo d'altra parte con l'anno nuovo ci sono tutte le squadre nuove, esatto. Chissà. Infatti, sì, Luca. Prima parlavate della Cicatena, però la Cicatena da alcune
indiscrezioni sta smantellando un po' la squadra. Ah, La addirittura. motivazione è che la società, una volta raggiunti i playoff, Sì. se ci riusciranno ovviamente, considera la propria squadra troppo debole per affrontare un Città di Messina o il Ragusa stesso. Ho capito. Quindi stanno decidendo di smantellare un po' la È squadra. ancora un po' troppo presto però, dai. Però ci sono queste voci. Noi abbiamo avuto ospite in trasmissione il direttore sportivo Salvo Castorina, che effettivamente ha confermato che l'obiettivo era quello quantomeno di fare i playoff. Infatti Salvo Castorina si trova in totale disaccordo con questa scelta societaria. Benissimo, allora ci informeremo e magari lo comunicheremo ai nostri amici tifosi di Penalty. Benissimo, salutiamo la nostra penaltina, tra poco ci sarà Lorena in sostituzione che ci parlerà del campionato di promozione. Il nostro ospite rimane, perché a questo punto parliamo proprio del girone anche che riguarda il nostro Luca Bracciolano. Ci vediamo adesso dopo la pubblicità per parlare ancora di sport dilettantistico, sempre qui a Penalty, sempre qui su Sesta Rete. Si ritorna in studio, adesso è il momento di conoscere i risultati e le classifiche del campionato di promozione. Abbiamo la nuova entrata, la Buonasera seconda a tutti. penaltina, la nostra Lorena. A lei chiedo pure, stai preparando i regali di Natale o è ancora troppo presto? Stiamo pensando. Vi state sì. organizzando, benissimo. Le vogliamo fare parlare perché poi se no dicono che le sfruttiamo solamente per i risultati, invece pian pianino poi dopo le conosceremo nei dettagli anche nelle prossime settimane. Allora Lorena, parliamo subito del campionato di promozione. Che girone? Girone C. È informatissima. Benissimo, risultati del campionato di promozione girone C. Ad Aci Sant'Antonio, Aci San Filippo, Belpasso 1-1. A Fiume Freddo, Fiume Freddese, Garden Messina 0-1. A Messina, Piero Mancuso, Villafranca 1-1. A Mili Marina, Pistunina, Real Santa Venerina 2-2. A San Gregorio Sporting Via Grande 0-2. Ad Aci Bonaccorsi, Spar batte scommettendo per 2-0. A Santa Gadali Battiati, Sporting Battiati, Aci San Filippo 1-1. A Santa Teresa Riva, Sporting Insieme batte Gravina per 5-0. La C Sant'Antonio ha pareggiato ma mantiene la vetta, dico bene? Sì. Classifica. Aci Sant'Antonio, primo posto con 25 punti. Sporting Via Grande 22, Spar 21 punti, Villafranca 20, Garden Messina 18 punti, 17 punti Pistunina, 16 punti San Gregorio, Fiume Freddese, Sporting Battiati, Aci San Filippo. Con 14 punti troviamo il Belpasso, Gravina e Scommettendo 13 punti, Sporting Insieme 12, ultimi in classifica con 10 punti Piero Mancuso e Real Santa Venerina. Allora, Luca Bracciolano, questo pareggio in casa con il Belpasso, dovevate dare seguito alla vittoria della settimana scorsa, che cosa è successo? So che hai fatto il tuo solito ennesimo gol e invece poi il pareggio di questo Belpasso che non molla, che insomma vi rosicchia anche qualche posizione. È successo che non siamo stati convinti fino alla fine, loro ci hanno creduto un po' di più e al 90esimo hanno È pareggiato. brutto prendere il gol al 90esimo, Sì. Com'è bello quando lo fai tu. Certo, ci mancherebbe. Però c'è anche E senti, questo girone vedi sicuramente molto bene la C Sant'Antonio? L'avete già incontrato? Sì, sicuramente è una squadra che è attrezzata per puntare a vincere il campionato. Anche se però questo Via Grande del mister Buttò pian pianino è lì, che non molla, è presente nelle zone alte già da qualche settimana e sembrerebbe probabilmente l'outsider giusta per impensierire la C Sant'Antonio. Ma hai detto bene, non molla, Via Grande ce l'ha nel DNA da Sì, sempre, in da qualsiasi sempre. categoria ha giocato ha sempre questo fatto che fino all'ultimo ci crede e non molla mai. Sparpuntese invece? Sparputese, altra squadra attrezzata, davanti a gente come Ardizzone, non lo scopro certo io, Certamente. quindi può dire anche lei la sua. Mentre per quanto riguarda la zona bassa della classifica c'è un po' di confusione, i punti sono pochissimi tra le squadre, tra i 10 e i 14 punti ci sono ben 6 squadre, quindi è la dimostrazione che sino all'ultimo si lotterà. Sì, considerando che ci sono anche 4 squadre a 16 punti dove rientriamo anche noi. Vabbè, mi sembrerebbe però un po' difficile, insomma, che voi entrate nel discorso play-out. No, questo fortunatamente no, però bisogna stare sempre Allertati. sull'attenti. Sì.
Ma la società che vuole fare? Vuole solamente salvare la categoria oppure ha dei progetti? No, la società ha intenzione di divertirsi partita dopo partita. È chiaro che nessuno ha detto che bisogna vincere il campionato. E questo è importante, si gioca con serenità. Sì, anche con umiltà poi. Infatti. Quindi prendiamo proprio le partite e cerchiamo di fare i più punti possibili. Chiaro. Settimana prossima con chi giocate? Settimana prossima mi stai trovando spiazzato perché non ricordo. Non lo sai, vediamo se lo sa invece il nostro Alessio, ho fregato la redazione. Non sai con chi gioca? Vabbè, non ha importanza, non è un problema. Se non sbaglio Villafranca. Forse a Villafranca, sì. No, Villafranca gioca con la Fiume Freddese, mentre la San Filippo gioca a Messina con il Garden Sport. Beh, non sarà una passeggiata però, no, sicuramente non no. sarà una passeggiata. Decisamente no. Non sarà una passeggiata. Benissimo, proseguiamo, altro girone del campionato di promozione, a te Lorena. Girone D. A Siracusa, Enzo Grasso, Città di Rosolini 1-0. A Leonfortese e San Sebastiano 2-0. A Nicosia Priolo 0-0. A Randazzo, Paternò, Scordia 1-1. A Niscemi, Real Niscemi, a Gira 0-1. A Scicli, Santa Croce 0-1. A Troina batte Atletico Gela per 2-0 e a Ispica, Virtus Ispica, Orsa Ragusa 0-0. La Leonfortese continua a rimanere al primo posto. Sì, Leonfortese 29 punti, Atletico Gela 25 insieme a Scordia, Virtus Ispica 19 punti, Nicosia 18, San Sebastiano ed Enzo Grasso con 16 punti, Real Niscemi, Città di Rosolini e Priolo 15 punti, Troina 14, Santa Croce 12 punti, Scicli e Orsa Ragusa 11 punti, Agira 10, ultima in classifica Paternò con 9 punti. Luca Bracciolano, questa Leonfortese da tutti è stata classificata come la squadra che non dico ammazza il campionato, però sicuramente la più attrezzata a vincerlo questo girone. Se ne parla anche dalle nostre parti, anche perché so che hanno un gruppo molto... E poi c'è anche un bel budget economico, Ecco. hanno detto, quindi voglio dire, in queste categorie quando c'è un budget vuol dire che respiri, puoi lavorare bene, con serenità, i ragazzi sono più sereni. Ma penso che sia anche una questione di organizzazione, no? Poi Chiaro. oltre al budget bisogna vedere anche le persone che sono lì e che stanno lì proprio per dare delle soddisfazioni a questo Certo. paese. Però al secondo posto c'è questo Atletico Gela che nei tifosi gelesi ha preso un po', ha preso il piacere di diventare l'unico riferimento del calcio a Gela dopo la scomparsa dei professionisti. Sì. E quindi che cosa facciamo? Gela ce la fa a fare il salto di categoria secondo te? Vista la mentalità professionistica che ha la cittadina, infatti. penso proprio di sì, non è peccato provarci. Infatti. Alessio, ma a questo punto questo campionato di promozione probabilmente non si ferma qui, le sorprese non mancheranno nelle prossime settimane, perché anche se la Leonfortese sembrerebbe una spanna sopra gli altri, non è escluso che anche le altre cercheranno di non mollare facilmente. Sì, c'è lo Scordia che oggi tra l'altro ha pareggiato contro il Paternò, però l'unica candidata rimane la Leonfortese. Infatti proprio in settimana leggevo che la società ha rafforzato ancora di più la squadra, assicurandosi le prestazioni dell'attaccante Lasme che ha militato nel Catania, Sì. dell'esterno Licciardello e dell'attaccante Battiato. Abbiamo detto bene Luca a questo punto, i soldi fanno tanto, il budget economico che si alza e quindi a questo punto sulla carta Sì, l'appetito viene mangiando. l'appetito viene mangiando e sicuramente sarà questa la squadra da battere. Bene, abbiamo già finito, abbiamo fatto tutti i risultati di promozione con le relative classifiche, congediamo il nostro ospite e a questo punto però con la promessa di venirci a trovare con l'anno nuovo, chissà, forse con un'altra squadra. Non si sa. Non si sa. Tu ti trovi bene comunque, mi hai detto, da San Filippo. Sì, al momento sì, siamo un gruppo di amici, ci conosciamo anche da tanto tempo. Da tanto tempo, quindi- quindi già anche per il piacere di divertirvi. Sì, poi abbiamo un mister che
Ma secondo c'è me. un sogno nel cassetto di Luca Bracciolano? Tanto sei ancora giovanissima, hai fatto tantissimi campionati, questo sì, però sei ancora giovanissimo. No, Una chance, l'ultima chance, l'ultimo treno arriverà? guarda, l'ultima chance la sto vivendo adesso perché ho fatto 2 anni dopo un infortunio Sì, brutto. è stato brutto. Quindi mi sto riprendendo e i sorrisi che sto vivendo adesso me li godo tutti. Benissimo, e poi magari il prossimo anno, chissà, Chi lo sa, trovarsi no? al posto giusto nel momento Certo. giusto. Ringraziamo Luca Bracciolano e la sua ACI San Filippo, buona fortuna e buon proseguo. Noi ci fermiamo adesso, abbiamo la pubblicità e tra poco sarà di nuovo penalty sempre qui su Sesta Rete. Rieccoci rientrati in studio, vi ricordo che questo è l'appuntamento con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero la rassegna completa dei risultati con le classifiche e i commenti del calcio dilettantistico ogni domenica in onda qui in diretta a partire dalle 19:15, poi siamo in replica la stessa domenica intorno alle 23:15, quindi tarda serata, e poi nella tarda mattinata di domani. A questo punto, prima di andare a presentare il nuovo ospite che è venuto a trovarci qui a Penalty, diamo spazio alla rubrica quindicinale di Penalty, ovvero l'appuntamento con i campioni di Penalty. Questa settimana la rubrica, come al solito, è curata da Gianluca Barbagallo. Abbiamo il campione dei campioni, secondo il nostro personale giudizio, ovvero Diego Armando Maradona. A voi, i campioni di Penalty. Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Dicono che quando sua madre stava per darlo alla luce, pronunciò la parola gol. Quell'urlo fu quasi una premonizione. Da quel giorno, mamma Tota lo gridò per molte altre volte. Quel giorno era il 30 ottobre del 1960 e veniva al mondo il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Un uomo, una carriera ricca di grandi vittorie e rovinose cadute. Un uomo con una grande capacità, quella di intuire in anticipo le mosse avversarie, dribblando anche i pensieri avversari. Un uomo capace di farsi amare dalla sua gente, i suoi compagni. Una grande capacità di fare gruppo, pur rimanendo il più straordinario degli individualisti. Maradona era un leader naturale, l'unico giocatore capace di vincere un mondiale praticamente da solo. L'unico in grado di ridere il globo segnando un gol con una mano presa in prestito, quella di Dios. La sua perfezione rendeva ogni gesto tecnico semplice. Lui era in grado di far sentire tutti più forti, anzi i più forti, accrescendo l'autostima del gruppo. Maradona è stato questo e molto altro. Un campione fantastico, un concentrato di forza al servizio delle sue straordinarie qualità tecniche. Sì, perché solo chi non ha conosciuto Maradona può pensare che il suo fosse solo talento allo stato puro. E Ganciolo se ne cammina per seguire il gol, appunta che dal gol, tiro gol! Maradona era inarrivabile come calciatore, un dio disceso in terra dall'Olimpo per insegnare il verbo del calcio. Ma era anche un atleta nel senso più vero della parola, con una forza incredibile che gli permetteva di resistere ai colpi proibiti degli avversari e gli consentiva ogni volta di piantare a terra la gamba e, come una molla, trovare la forza per volare via. Solo un grandissimo, un eletto avrebbe potuto segnare un gol saltando 5 avversari dopo una corsa di 70 metri con soli 11 tocchi. La sua infanzia è da predestinato, anche se non aveva nulla per diventare un calciatore. Non aveva il fisico, minuto e tarchiato, non aveva le raccomandazioni dall'alto, figlio della poverissima Villa Fiorito. Non aveva lo stile di vita sommerso dai vizi sin da giovane, eppure è stato immenso ed insuperabile. Debutta giovanissimo con l'Argentinos Juniors, diventa un idolo e sogna i mondiali del 78. Ma lì arriva la prima caduta. Menotti non lo ritiene sufficientemente maturo e lo esclude dai convocati. Lui risponde subito sul campo, trascinando la sua nuova squadra, quella del cuore, il Boca, alla vittoria del campionato e la nazionale Under 20 alla vittoria della Coppa del Mondo. Dopo il non esaltante mondiale dell'82 si trasferisce in Spagna per 15 miliardi al Barcellona. Già allora
manifestava il suo livello infinitamente superiore. Ciò lo esponeva alla cattiveria degli avversari, che spesso attentavano alla sua incolumità fisica. Dopo un gol memorabile contro il Real Madrid, dove Maradona non si accontenta di saltare il portiere, ma aspetta un avversario da sbeffeggiare prima di depositare la palla in rete, arriva la seconda caduta della sua vita. È il 24 settembre del 1983, al minuto 58 di Barcellona Atletico Bilbao, il giocatore Goicoechea entra nel libro nero del calcio, colpendo da dietro l'asso argentino, frantumandogli caviglia e legamenti. La riabilitazione è uno dei momenti più sofferti della vita di Maradona. Pare che in quella occasione siano nati problemi di natura personale, il consumo di droga, ma come sempre Maradona riesce a trasformare il suo inferno in paradiso. La sua determinazione diventa ferocia e non solo guarisce perfettamente, ma riesce a scappare da quella Barcellona diventata per lui invivibile. Si realizza quello che da tutti viene ritenuto un matrimonio naturale. Maradona è napoletano, come il napoletano è molto simile all'argentino, quello del tango, della passione, quello della sofferenza, della bontà. Il napoletano e gli argentini, oltre a condividere gli stessi colori, condividono lo stesso re, quello in grado di trasformare il dolore e la sofferenza della vita quotidiana in gioia e riscatto sociale. Ad ogni suo gol napoletani ed argentini gioiscono all'unisono. Il loro volto si illumina della luce del grande Diego. Come per il primo scudetto del Napoli, un urlo troppo tempo soffocato nella gola del Vesuvio si è liberato, assordante, ininterrotto, a dar corpo ad una impetuosa ed irrefrenabile felicità. La stessa gioia regalata ad un popolo, quello argentino, che ha visto alzare al cielo la Coppa del Mondo, dimenticando le sofferenze di una nazione ridotta al collasso. Maradona era questo, il trascinatore, un uomo del popolo al servizio del popolo. Lui, che era il più grande di tutti. Difficilmente chi è potente combatte gli altri potenti, ma lui no. Lui ha difeso anche i diritti dei calciatori contro la FIFA, che prima lo ha sfruttato per l'immagine e poi lo ha immolato sull'altare del doping al mondiale del 94, dove veniva da più di un anno di inattività. Anche l'amore con Napoli era finito con una fuga notturna dopo l'accusa di doping. La droga è la sua più grande caduta. Aveva faticato per giocare il mondiale americano, aveva trovato il gol del risveglio. Lo hanno ucciso, estromettendolo da quel mondo che lui stesso aveva contribuito a rendere mitico ed affascinante. Il dopo carriera è fatto di molte altre cadute e risalite, sofferenze, ma realizzate. Diventa CT della sua nazione dopo aver rischiato la vita per arresto cardiaco, ma Dio non ha voluto in quella occasione quello del calcio, nel quale molte altre volte si sarà incarnato. Forse per lui è ancora previsto molto e ha molto da fare e da dire Maradona. Maradona è stato un campione immenso, un leader, una favola, ha ispirato canzoni, libri, film. La sua vita è un romanzo capace di rinnovarsi ogni giorno, con una nuova prodezza. Maradona è stato questo e per questo i tifosi lo hanno eletto a mito. Ma per noi Maradona non è semplicemente un mito. Per noi resta il capriccio divino. Incredibile, bellissima questa rivisitazione della vita di Diego Armando Maradona, ovvero El Pipe de Oro.
inserito nella rubrica i campioni di penalty. I campioni di penalty ritorneranno fra 15 giorni. Vi anticipo subito che insieme a Gianluca Barbagallo la prossima scheda che anticipiamo è proprio quella dedicata ad un grandissimo campione europeo, Johan Cruyff, che è stato veramente uno dei più grandi giocatori olandesi di tutti i tempi e forse anche del mondo. E a questo punto, insieme alla nostra Lorena, diciamo che ci fermiamo qui, c'è la pubblicità e poi dopo il nostro ospite e parleremo del campionato di prima categoria. Di nuovo in studio, di nuovo con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica in diretta alle 19:15 la rassegna completa del calcio dilettantistico siciliano e anche in modo particolare quello catanese, quello che ci riguarda più da vicino. Lorena, ci siamo, tra poco i risultati del campionato di prima categoria, però prima dobbiamo dare il benvenuto al nostro nuovo ospite, ovvero il procuratore calcistico o procuratore sportivo in genere? Calcistico, Luca Scuderi. Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi ti abbiamo voluto invitare perché dobbiamo far capire un po' a tutti che il procuratore è una figura fondamentale nel calcio. Certo, nel calcio professionistico tantissimo, ma nel calcio dilettantistico è ideale per scoprire anche i talenti. Che i vari Materazzi, Torricelli e tanti altri campioni sono stati scoperti in eccellenza e in promozione. Benissimo, diamo il benvenuto anche al nostro Luca Loisi che tra non molto ci parlerà del campionato di prima categoria. È successo qualcosa di particolare? Nel girone F un po' di sorprese. Un po' di sorprese, benissimo. Allora a questo punto la parola spetta a Lorena che ci dà subito i risultati e la classifica del campionato di promozione. Però prima dei risultati vediamo un pochettino se riusciamo a vedere invece il servizio che è stato preparato dal nostro Alessio Di Mauro, che riguarda proprio una partita del campionato di prima categoria, una partita importante perché era il big match di un girone catanese. La partita è tra Massiminiana e Sporting Priolo, quindi è una partita anche importante, di cartello chiamiamola. Benissimo, allora guardiamo questo servizio e poi dopo lo commenteremo insieme al nostro ospite, insieme al nostro Luca, ma soprattutto tra non molto conosceremo anche i risultati del campionato di prima categoria. A voi. Finisce 2-1 per lo Sporting Priolo, il big match di alta classifica contro la Massiminiana. Un Priolo che con questa vittoria mantiene la prima posizione in classifica nel girone F di prima categoria, a discapito della Massiminiana che seppur sconfitta mantiene viva la speranza di poter agguantare quantomeno i play-off. Per la formazione catanese, allenata da mister Privitera, una gara giocata discretamente, con un buon possesso palla e tanta grinta, componenti che però non sono bastati per battere un cinico Priolo, capace di concretizzare le poche palle gol create. La gara si apre subito bene per il Priolo, che già al sesto si trova in vantaggio con Pizzi, abile ad approfittare di una corta respinta di Aiello e battere Spampinato con un perfetto diagonale. La Massiminiana tenta una reazione alla ricerca del pareggio, ma la troppa foga nel trovare il gol spesso porta a sbagliare anche le cose più basilari. Le strigliate di mister Privitera nell'intervallo svegliano i catanesi, che al 47esimo pareggiano con Condorelli, abile a raccogliere un cross in area di Di Salvo e trafiggere D'Alessio per il momentaneo pareggio. Al 75esimo Di Salvo potrebbe portare la Massiminiana in vantaggio, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. All'82esimo il Priolo passa in vantaggio con Midolo, abile a respingere il pallone in rete dopo la traversa colpita da Scarpato. Finisce 2-1 per lo Sporting Priolo. Siamo qui nel dopopartita di Massiminiana Sporting Priolo. La Massiminiana ha perso 2-1. Mister, com'è andata? Abbiamo un po' visto tutti com'è andata. Io penso che i ragazzi hanno fatto una prestazione eccellente, non gli si può rimproverare assolutamente nulla. Abbiamo fatto praticamente possesso palla per 70 minuti nella loro metà campo, tra le altre cose paradossalmente al primo errore dietro prendiamo gol, riequilibriamo la partita all'inizio del secondo tempo in maniera penso meritata, assolutamente meritata,
e poi in contropiede riprendiamo il secondo gol assurdo dopo che abbiamo giocato dentro la loro area. Pazienza, però ci sta, loro comunque sono un'ottima squadra, giocano bene a calcio, devo dire che giocano veramente bene. Luca, ma a questo punto cosa c'è da dire? Che questo Sporting Priolo, balzando in vetta, fa capire a tutti che è una squadra che vorrebbe vincere il campionato. Sì, lo Sporting Priolo è una neopromossa ma con tante ambizioni. Vediamo che magari non ha un gioco brillante, però è estremamente cinica, è già la quarta vittoria consecutiva e si trova in vetta insieme alla San Pio X, ma vuole lottare fino alla fine per provare a fare il salto in promozione e raggiungere i cugini del Priolo. Tra l'altro il Città di Mascalucia, insomma, una seconda sconfitta di seguito che potrebbe averla anche un po' ridimensionata. Sì, una sconfitta a sorpresa, maturata proprio negli ultimi secondi di gara, quando il Real Paternò ha trovato la rete del 4-3. Avevamo detto la settimana scorsa che poteva essere un turno favorevole al Città di Mascalucia, e invece è successo il contrario. È successo il contrario. Perché il Città di Mascalucia ha perso in casa e invece le due battistrada hanno vinto in campi difficili, perché anche la San Pio ha vinto a Militello, interrompendo una serie dei padroni di casa che durava da ben 6 turni. Sì, infatti dopo il cambio di allenatore avevano infilato ben 6 risultati di seguito e quindi anche loro volevano, e sono sicuro che comunque rimangono nelle zone alte della classifica, magari aspirare a posizioni di vertice. Invece con Luca Scuderi io volevo un attimo affrontare un problema importante. In queste categorie, come tutti ben sanno, è obbligatoria la presenza dei juniores. Voi siete procuratori soprattutto di giovani che chiaramente sono importanti nelle squadre dove devono giocare, e che quindi c'è una mancanza o ce n'è troppo in abbondanza? No, io direi che under forti qui in Sicilia ce ne sono pochi, purtroppo, perché molti ragazzini, anziché avere la testa a cercare di iniziare a giocare a calcio, hanno la testa altrove. Mentre prima era un po' più facile, secondo me, trovare Sì, giovani che volevano mettersi in luce. Di sì, direi di sì. Oggi è diventato difficile perché sono presi da altri divertimenti e il calcio lo vedono solo come, diciamo, una valvola di sfogo, però senza prenderlo. Questa cosa vale soprattutto per i campionati dilettantistici? Sì, o sì, no, io parlo dalla serie anche nei settori professionisti? Sì. Ho capito. Tra l'altro mi dicevi che tu lavori per un'agenzia, una vera e propria agenzia di chiamiamolo reclutamento, ma non è, la parola è un po' grossa, però è un'agenzia che cerca di scovare nuovi talenti. Ma dopo che li scovate, che fate? Li proponete cerchiamo a società? di mandarli nelle società professionistiche del nord, perché qui giù al sud, soprattutto qui da noi in Sicilia, società professionistiche sono poche, direi. Però devo dire che il Catania e il Palermo si mantengono sempre a livelli di grande qualità. Sì, soprattutto il Catania in quest'ultimo periodo i successi arrivano nel settore giovanile, no? Sì, quello è l'unica forse qui è il Catania. Qual è il male di questi ragazzi? Anche i genitori che magari sono convinti di avere un Baggio ed un Messi in famiglia? Guardi Ettore, il male è che molti genitori, pur di far giocare i loro figli a calcio, pagano anche le società loro pur di vederli giocare, e questo già è un aspetto che molti non conoscono, ma purtroppo avviene. Perché quindi che cosa possiamo consigliare allora? Possiamo consigliare di lasciare crescere intanto i ragazzi da soli. Se veramente valgono usciranno fuori, se veramente non c'è bisogno di andare a sborsare denaro per vedere il proprio figlio in Serie C in panchina. Mi piace questo consiglio, mi raccomando, seguitelo perché è molto importante. Lorena, adesso tocca a te, i risultati del campionato di prima categoria. Che girone trattiamo? Girone E. Il girone E, benissimo, risultati e classifiche. A Bronte, Ciclope Bronte, Giardini Naxos 4-0. Ad Adrano, Biancavilla, Sporting Taormina 1-0. Ad Acireale, Dacca, Santa Teresa 0-1. A Gaggi, Città di Maletto 0-1. A Furcisiculo, Furci, Atletico Pedara 0-0. A Mister Bianco, Lineri Mister Bianco batte Randazzo per 1-0. A Belpasso, Real Belpassese Inessa 4-2. La squadra di Santa Teresa si conferma in vetta, leggici Sì. la classifica. Classifica: Santa Teresa 21 punti,
Cometa Biancavilla e Real Belpassese 19, 16 punti Randazzo, Sporting Taormina, Furci, Bronte e Città di Maletto 14 punti, Gaggi e Atletico Pedara 13. Dacca e Lineri Mister Bianco 11 punti, Inessa 6 punti, ultima in classifica con 4 punti Giardini Naxos. Luca Loisi a questo punto si muove poco nelle zone alte, però questo Santa Teresa è ancora in vetta. Sì, Santa Teresa ancora in vetta, in questo girone a differenza dell'altro non ci sono state grandi sorprese, infatti il Santa Teresa, come detto, ha vinto ad Acireale contro la Dacca, ha ottenuto il suo 8º risultato consecutivo utile ed è rimasto in vetta, ma rimangono comunque in scia sia la Real Belpassese, sì, che si è imposta per 4-2 sull'Inessa, e sia la Cometa Biancavilla, che vincendo con lo Sporting Taormina è al 9º risultato utile consecutivo dopo la sconfitta solo alla prima giornata proprio col Santa Teresa. Benissimo, quindi è un girone ingarbugliato, diciamo ancora da scoprire completamente. Sì. Dico bene? Sì, ancora non sono emersi i veri valori di alcune squadre. Benissimo. Proseguiamo adesso l'altro girone, girone Girone F. Benissimo, campionato di prima categoria. A Militello Val di Catania, Atletico Militello San Pio X 0-1. Ad Augusta, Città di Augusta batte Castel di Iudica 3-1. A Mascalucia, Città di Mascalucia, Real Paternò 3-4. A Catania, Condor Valverde 2-4. A Catania, Massimiliana Sporting Priolo 1-2. A Catania Sporting Barriera batte Mineo per 2-1 e a Catenanuova Sporting Catenanuova San Giorgio 2-0. Abbiamo già anticipato che in vetta a questo punto abbiamo lo Sporting Priolo e la San Pio. Perfetto. Con 23 punti, Città di Mascalucia 18, Massimiliana, Sporting Barriera e Valverde 17 punti, Città di Augusta 16. Atletico Militello 14 punti insieme a San Giorgio, Castel di Iudica, Sporting Catenanuova 10 punti, Real Paternò 8 punti, Mineo 5, ultima in classifica Condor con 2 punti. Luca, ma questo campionato di prima categoria è anche una buona fucina per dei giovani rampanti calciatori? Sì, in vetta c'è la San Pio X, dove ogni anno la San Pio sappiamo che tradizione. ha un ottimo settore giovanile e da lì escono tanti bei giocatori. Però oltre alla San Pio da sottolineare questo Mascalucia che tra l'altro adesso con il nuovo campo sportivo probabilmente riuscirà magari a far venire fuori qualche elemento interessante. Sì, il Mascalucia vedo terza in classifica, un passato, non ci dimentichiamo che il Mascalucia è stato anche in Serie D tanti anni fa, perciò hanno tutta l'intenzione e la voglia di provare a vincere questo campionato. Tra l'altro in questo girone c'è questo Paternò che sembrerebbe essersi rimesso sulla retta via, no? Ha avuto grossissimi problemi societari, molti giocatori non sono andati più insomma, ad allenarsi e a giocare le partite, hanno giocato anche e soprattutto con la squadra giovanile. Sembrerebbe che si è riorganizzata. Nonostante questo oggi hanno vinto fuori casa. Oggi hanno pareggiato. Paternò ha pareggiato. Però ha pareggiato con una squadra importante, quindi sicuramente questo agevola la possibilità di una ripresa sotto questo punto di vista. Per chiudere il campionato di prima categoria, Luca Loisi, a questo punto cosa c'è da sperare in questo girone? In questo girone vedremo domenica prossima che c'è una partita molto interessante, anzi sabato al Seminario di Catania fra la San Pio e lo Sporting Barriera. Sporting Barriera che tra l'altro all'inizio ha avuto qualche problema, adesso finalmente si sono assestati. Posto, frutto anche di un grande attacco perché in 10 partite hanno siglato ben 29 reti, quasi una media di 3 gol a partita. Sono stati presenti anche qui a penalty, se ricordi bene, il dirigente Zuccola e il giocatore Enrico Scordo. So che tra l'altro ci seguono tantissimo e li ringraziamo e gli auguriamo un in bocca al lupo a questo punto per il big match di sabato, se non sbaglio. Con chi giocano? Con la San Pio. Benissimo, quindi sarà veramente una grande battaglia. Con Luca invece volevo a questo punto puntare un obiettivo ben preciso, e cioè questi giovani una volta che hanno la possibilità di andare a giocare fuori
cosa debbono fare? Debbono anche studiare oppure devono pensare soltanto al calcio? Io penso che la scuola viene prima del calcio. Benissimo, sottolineiamolo sempre questo. Perché sempre. il calcio è bello, ma prima c'è la scuola. Ma prima bisogna prendere almeno il diploma. Certo. Almeno il diploma. E voi lo consigliate? Sì, noi infatti... Hai qualche nominativo di qualche giovane interessante? Un giovane interessante che seguo da tanto tempo è Enrico Calderone, che è il portiere della Cicatena 94. 94, quindi giovanissimo. Su cui l'allenatore Coppa non ha voluto puntare quest'anno, che ha voluto giocare con il portiere grande, Saia, che sappiamo che... Di esperienza magari. Bisogna rischiare però, bisogna rischiare. E perciò Calderone lascerà la Cicatena, lo anticipo qua, verso zone pugliesi. Addirittura, quindi lo hai già piazzato. Già, sì. Lo hai già piazzato. Vabbè, allora speriamo tanta buona fortuna per questo giovane giocatore, speriamo di vederlo all'opera nel calcio che conta, in questo senso. Allora noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e dopo l'ultima parentesi dedicata al campionato di seconda categoria. Nel frattempo salutiamo Lorena perché tra poco arriverà qui in studio la terza ed ultima penaltina, la nostra Giada Di Maura. A tra poco, dopo la pubblicità. Ed eccoci nell'ultimo segmento di Penalty, che vi ricordo va in onda ogni domenica sera a partire dalle 19:15, poi in tarda serata sempre della domenica intorno alle 23:15 e poi un'ulteriore replica nella mattinata di domani. La terza penaltina. Buonasera a tutti. Buonasera Giada, anche a te la solita domanda che ho fatto un po' a tutte le nostre ragazze. Stai preparando come al solito i regali per il Natale? Ancora no, perché diciamo ancora è presto, però ci penseremo. Ma guarda che noi della redazione di Penalty stiamo preparando un regalino per voi, mi auguro che anche da parte vostra ci sia poi la possibilità di ricevere qualcosa. Vediamo, allora ci penserò. Benissimo. Ok, Giada, tra poco ci leggerai i risultati e le classifiche del campionato di seconda categoria. Nel frattempo cambio al vertice, no, cambio soltanto. Cambio di postazione, ci ha salutati Luca Loisio e adesso abbiamo Dario Giuffrida per quanto riguarda invece il campionato di seconda categoria. Esatto. Qualche anticipazione prima di conoscere i risultati? Ci sono risultati tennistici oggi. Tennistici? Cioè più di 6 gol? Facciamo 7. Benissimo, beh, a questo punto siamo tutti curiosi. Allora, velocissimamente, parola a Giada con il campionato di seconda categoria. Che girone trattiamo subito? Il girone G, benissimo. I risultati del girone G del campionato di seconda categoria. A Belpasso, Belpassese batte Canalicchio 4-1. A Pisano, Pisano batte Aci Bonaccorsi 2-1. Ad Acireale, Real Aci Milo 0-1. Ad Adrano, Real Adrano, Real Centuripe 1-1. A Tremestieri, Tremestieri, Real Piano Tavola 0-7. A Valguarnera, Valguarnerese, Libertas Aci 0-0. Mamma mia, insomma, avevi ragione, il risultato è superiore al 6-0. Diciamo che il Real Piano Tavola questa settimana ha lasciato il calcio momentaneamente, si è dedicato al tennis con la complicità del Tremestieri che in casa ha preso una bella scoppola. Che strano, è strana la cosa perché la settimana scorsa aveva cambiato anche allenatore il Tremestieri. Sì, un paio di settimane fa evidentemente dopo la scossa iniziale non è servito, c'è qualcosa da limare proprio nel contesto. Speriamo bene allora, ma questo Milo comunque... Il Milo si sta confermando. Il Milo è lì, Tra l'altro con 7 assenti tra infortuni e squalifiche è riuscito a battere pure questa settimana i rivali di Acireale, quindi si è confermato in Io diretta. penso che il Milo a questo punto con questi punti già di distacco ha già forse, dico, quantomeno segnato il girone d'andata in maniera chiara e definitiva. Sì, anche se la prossima settimana c'è una partita molto importante con l'inseguitrice Belpassese a Milo, quindi sabato, e sarà sicuramente un big match, una partita interessantissima da seguire, da vedere. Luca, tu andrai a vedere questa partita di seconda categoria oppure... Non la vediamo. Però guarda, ci sono tanti ragazzi interessanti. Ma ci fermiamo alla prima. Vi fermate alla prima, però ogni tanto uno scopritore di talenti deve andare a beccare qualche giocatore anche in queste categorie dove magari nessuno si può aspettare di trovare qualche giocatore interessante. Lo farò. Lo prometti? Sì, lo prometto. Benissimo. Ok, proseguiamo e adesso abbiamo l'altro girone del campionato di seconda categoria, abbiamo il girone H. Benissimo, allora risultati del girone H, seconda categoria.
A Francofonte, Atletico Francofonte batte Aquila Monteserra 3-0. A Carlentini, Carlentini batte Librino 2-0. A Catania, D'Agata Junior Ramacca 2-2. A Catania, Liotru batte Picanello 4-2. A Raddusa, Raddusa Megara 1-3. A Vizzini, Vizzini Sortino 1-1. La vittoria del Carlentini permette alla squadra siracusana di raggiungere la vetta della classifica. Sì. Leggiamo la classifica. Sì, infatti Carlentini con 19 punti, segue Atletico Francofonte 18, Megara 16 e Picanello 16, Vizzini 11, Sortino e Liotru 10, D'Agata 9, Junior Ramacca 8, Librino 6 e chiudono Aquila Monteserra e Raddusa con 4 punti. La squadra siracusana sembra quasi aver fregato le inseguitrici, no? Perché l'Atletico Francofonte, attrezzatissimo per vincere il campionato, ha avuto una battuta di arresto. Di pareggio, adesso si è ripreso con questa vittoria, però il Carlentini aveva già innestato una marcia superiore, quindi per adesso la classifica è del Carlentini. Attenzione però, perché qui io voglio sottolineare il fatto che il Megara Augusta con la vittoria di oggi diventerebbe anche un'altra pretendente alla vittoria finale. Lo è sicuramente, perché sta dimostrando una continuità spaventosa. Io vorrei anche... Settimana prossima, tra l'altro, perdonami se ti interrompo, saranno ospiti qui in studio a Penalty, quindi una buona occasione per conoscere anche quali sono gli obiettivi del Megara Augusta di quest'anno. Poi c'è anche una menzione da fare per il D'Agata, che ha pareggiato 2-2, però è stato abbastanza sfortunato, circa 2 traverse e diverse occasioni sprecate, quindi un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca. E una citazione anche per il Vizzini Nuova. Sentivo che prima si parlava di juniores, questa è una formazione che lascia tanto spazio agli juniores, sono circa 10 in tutta la rosa. Questo lo dobbiamo dire al procuratore sportivo, mi sa che dobbiamo Luca evidenziarlo, Scuderi, il nome del Vizzini. Tra l'altro hanno anche una classifica discreta, in quanto navigano subito dopo il gruppo di testa, 11 punti, e sicuramente un campionato soddisfacente. Però in questo girone c'è stata la caduta di una capolista, no? Perché la sconfitta del Picanello ad opera del Liotru è stata, non dico inaspettata, però è stata sonora. Esatto, un 4-2, come dire, sentito soprattutto dal Picanello. È un derby fatale, soprattutto perché era un'occasione per mantenere la vetta insieme al Carlentini. Questi poi sono punti che alla lunga si sentono nel conto finale. In bocca al lupo a Barbagallo, il mister del Picanello. Sono sicuro che comunque lui è un ragazzo molto determinato e saprà riprendere in mano la situazione, perché una squadra catanese che lotta al vertice in questo girone ci vuole. E tra l'altro ha dimostrato di averceli i mezzi, quindi questa è una battuta d'arresto, ma si sa, i derby sono un po' particolari. I derby sono particolari, poi insomma il campionato di seconda categoria è sempre un campionato ingarbugliato, no? Risultati sempre inaspettati. Grazie. Hai qualche anticipazione per la settimana prossima per quanto riguarda questo girone? Non nessuna partita in particolare, però abbiamo visto che c'è una vetta della classifica abbastanza corta, quindi sarà interessante seguire la prossima giornata per vedere se ci sono delle conferme, soprattutto da parte del Carlentini e del Francofonte, che è in ripresa dopo questo stop prolungato. Ho saputo che sono arrivate delle email. Sì, esatto. Giulio Falconara, scusate, c'è problema? Ci ha ringraziato per questa idea, per l'idea di penalty, perché effettivamente lui è un appassionato, sto leggendo, di queste categorie inferiori, e non aveva modo effettivamente di sapere in presa diretta i risultati, invece si sta veramente divertendo comodo dal divano, mi dice, con i risultati sciorinati l'uno dopo l'altro. Bene, siamo contenti di aver dato questo servizio al calcio dilettantistico. Sì, esatto, ci sono diverse email tra l'altro di altri ascoltatori, di altri telespettatori che ci stanno seguendo e che seguono anche le squadre della propria zona, della propria città, che magari non hanno risalto in altre. Ricordiamo velocissimamente di nuovo l'email, se volete mandarci le vostre comunicazioni lo potete fare anche durante il corso della settimana, redazione penalty@libero.it. Siamo quasi in chiusura, l'ultima battuta la scambiamo con il nostro ospite procuratore sportivo Luca Scuderi. Allora Luca, abbiamo dato il nome di un potenziale giovane rampante giocatore che potrà fare chissà carriera. Ma queste società dilettantistiche quanto aiutano questi giovani ad emergere? Poco, perché se consideriamo che non puntano nei settori giovanili
li aiutano poco e niente. Vanno a fare i campionati juniores e si presentano in campo 8 contro 11. Mi dica lei se è molto se difficile. così, è difficile così fare calcio qui in Sicilia. Continuando Benissimo, intanto noi comunque ti auguriamo buon lavoro, buona stagione, perché riuscire a trovare qualche giocatore fa sempre comunque bene, no? Questo Anche senza- allo sport in genere. Certo, al calcio in genere. Ringraziamento quindi per Luca Scuderi, che è il nostro procuratore sportivo della settimana. Un ringraziamento va anche chiaramente al nostro Dario Giuffrida nella sua seconda categoria. Volevo ringraziare come al solito anche la parte rimanente della nostra redazione, ringraziamo Luca Loisi, ringraziamo Alessio Di Mauro, ringraziamo anche Gianluca Barbagallo, voglio anche ringraziare il nostro computer graphic Daniele Gambino per Joy Production, che è sempre come al solito importante per quanto riguarda le schede delle classifiche dei risultati dei campionati che trattiamo. Un ringraziamento va anche come al solito doveroso al nostro scenografo Salvo Campo, e un ringraziamento particolare va anche alle nostre 3 penaltine che si stanno già organizzando per quanto riguarda il Natale. Perché non vi vestite da Babbo Natale per la settimana? Io ho comprato il cappello. Ah, lei ha già comprato il cappello. Il cappello sicuramente ci sarà. Benissimo. Ok, allora noi con questa immagine delle nostre 3 penaltine, le penaltine ufficiali di questo appuntamento di penalty, ci congediamo da voi e diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana, come al solito a partire dalle 19:15. Vi vogliamo ancora una volta ricordare che questa è una trasmissione che va in replica anche in tarda serata e poi l'indomani mattina intorno alle 10:30, 11. A tutti buon calcio a tutti, ma soprattutto divertitevi con penalty, dove qui il calcio non è poi sempre vero. Arrivederci la prossima settimana. Piove